Cioè, quando Bach, quando viveva, aveva sicuramente il suo primo violino, c'aveva quello che gli sistemava le seggiole, poi attenzione, sta arrivando il principe, cioè la musica, la vita, il teatro sono sempre stati uguali. È grande questa cosa. Però guarda, portare in giro un Lucio Fulci, cioè, non è, ragazzi, proprio da... E io l'ho visto il concerto di Fabio. Certo. Caspita, devi proprio amare quel cinema, però... Devo dirvi una cosa, che forse è la cosa più difficile, ma che poi però ha funzionato tanto bene. Allora, cosa che non c'è scritta da nessuna parte, ve la racconto a voi due amichetti. Dove nasce il discorso? Cioè, ok, Lucio mi ha lasciato un'eredità, io rincontro Antonella, ritrovo una freschezza. Molti vostri colleghi internazionali, eccetera, mi fai uno special, un extra per quell'uscita, cioè, e io comincio a dover riascoltare la mia musica perché non me la ricordavo più. Lo sapete, Marco, tu fai il musicista da un po' di anni. Quando finisci un progetto e passi nell'altro, poi per carità, ogni tanto gli dai, oh, come stai? Però non è più un amico attivo. L'amico attivo è quello con cui lavori oggi, è normale. Quindi ho dovuto fare questo lungo lavoro, e attenzione, questa è la curiosità che vi dico. Da dove mi è venuta l'idea delle suite? Perché come cacchio ti viene in mente di prendere i temi di un film? Normalmente cosa potresti fare? Di zombie, no, fai quello lì, tutti sono contenti e finisce il gioco. L'idea della suite mi è venuta non dalla classica, mi è venuta dalla televisione. Perché io ho fatto per molti anni il direttore d'orchestra di programmi televisivi con Bonolis, con Baudo, con tanta gente. È stata un'attività diversa, però anche quella divertente. Quando ti piace la plastilina puoi fare qualsiasi figura e alla fine ti diverti. Ma la cosa che avevo imparato era che quando viene un ospite, tu lo devi raccontare con i 4, 5, 6 momenti che lo hanno caratterizzato. Ovviamente erano più sintetiche, televisivamente parlando 12 minuti te sparano, cioè te tirano giù dal podio. Ma l'idea era quella che tu in un unicum racconti Marco, racconti Massimo, racconti Fabio nel modo migliore, cioè più completo. E allora io ho detto, se devo raccontare un film e riesco a raccontarlo attraverso proprio una vicenda musicale che comincia, si sviluppa e finisce, la gente che ha amato quel prodotto si ricorderà un po' tutte le emozioni. Ed è nata l'idea delle suite, che sono 8, 9, 10, qualcuna anche 12 minuti, che ti tengono sul palco un po' come i pezzi prog, no? I concept album di un tempo, infatti, no? Quelli che hanno un significato unico in sé. E quella è stata una cosa che temevo molto, che alla fine è diventata invece una delle armi vincenti. Bellissima questa cosa, cioè che ti è venuta l'idea della suite dalle tue esperienze televisive, che uno veramente non l'ho detto mai, questa è vostra, ma è vera, perché io da lì ebbi colsi questa ipotesi. Bellissimo. E tra l'altro poi ti è venuta anche in mente, facendo tutto questo lavorio che non è da poco, di poi far diventare, visto che comunque è una cosa molto difficile da realizzare dal vivo, lo sa, io ne ho visti tanti di cineconcerti, parliamo proprio di fare la musica di tutto il film a sync con le immagini dal vivo, e non è per nulla semplice. No. Tu hai rifatto tutto, hai dovuto aggiungere anche musica all'aldilà di Lucio Fulci, che è stato anche tra l'altro un grandissimo successo all'estero. Sì, diciamo che allora lì quella è stato quella cosa invece, sempre per la nostra meravigliosa franchezza di oggi, quella cosa indirettamente mi è venuta dal mio amico Claudio, Fabio, Maurizio Guarini, eccetera, perché loro, con i quali io ho non solo contatti, ma ho affetto forte, perché credo che sia bello anche qui, no? Condividere alcuni ricordi di ormai tanti anni fa, ma affettuosi, carini. Alla fine, ragazzi, come diceva Gassman, sempre meglio che lavorare, cioè noi continuiamo a fare delle cose che ci piace fare, ed è la cosa più importante nell'esistenza. Quindi stavo dicendo che loro a un certo punto poi si scontrarono anche su questo, mi raccontarono le varie versioni, che loro hanno un po' discusso fra loro, ma con me fortunatamente sono rimasti ancora tutti quanti amici. E loro avevano deciso di fare un paio di film, 2 o 3 film credo, con la colonna sonora dal vivo.
in maniera diversa dalla mia, ma insomma qui poi sono altre cose. Ma io un giorno chiamai, tanti anni fa, chiamai Maurizio e gli dissi: senti, ma come cacchio fate ad andare in sincrono con... E lui mi disse: guarda Fabio, è un lavoro lungo che ho fatto io, perché mi ha detto, poi non so se è vero, però insomma, mi disse che l'aveva curata lui, diciamo, la tracklist di tutto il film. Sostanzialmente devi costruire una fettuccia, una traccia metronomica che lavori, che vada perfettamente in sincrono con le immagini, e poi se hai la musica obbligatoria, come credo che loro avessero, nel senso che i film aveva la musica, devi anche andare insieme con la musica originale, insomma, e quindi è stato da lì, da questa cosa, Riccardo Rocchi, il mio chitarrista, durante un viaggio del primo tour americano mi ha detto: ma perché non facciamo un film anche noi? E io gli dissi: perché Lucio ha usato la mia musica, l'ha valorizzata tanto al punto che oggi la amano tantissimo, però ne usava un po' col contagocce. Nell'aldilà ci sono 25 minuti di musica, eccolo qua, evviva, grande. Su un'ora e mezza di prodotto c'è un terzo di musica. Sì, infatti. E Riccardo, in questo aereo che tornava sulla East Coast, mi disse: sì, ma tu sei il compositore. E io ho detto: sì, in effetti non ho detto una stupidaggine. Mi ha fatto ragionare, e da lì il discorso del Compose Scat, quindi con l'aggiunta di cose, con il recupero di molti brani che Lucio voleva in quel posto, poi a quel punto lì aveva deciso di mettere gli effetti e magari aveva tirato via da un certo momento il pezzo. La ciliegina sulla torta, se mai vi dovesse capitare di vederlo, di cui vado abbastanza fiero, e anche proprio musicalmente, Marco, nel senso che era una cosa irrisolta, era un sogno mai finito. C'è una scena che non so se conosciate il film, tu sicuramente Massimo lo conosci bene. C'è una scena famosa che è la scena dei ragni. Praticamente c'è l'architetto che deve andare a una biblioteca per trovare le mappe di questa casa da sistemare, ma è una casa maledetta, e quindi lui sale questa scala, prende il libro e mentre vede la mappa che si cancella davanti ai suoi occhi cade per terra. Il guardiano, che poi tanto è interpretato da Fulci, è andato a mangiare, quindi lui è solo con la testa fracassata, e arrivano i ragni che piano piano si avvicinano a lui e se lo mangiano in maniera abbastanza cruenta. Questa scena dura nel complesso da quando c'è il cambio di fuoco e va sui ragni dalla testa di come si chiama, di Mirabella, perché poi è Michele Michele Mirabella, esatto. C'è questo zoom che va verso i ragni, da quel punto alla fine della scena sono qualcosa come 4 minuti. Allora, con Lucio, che aveva fatto fare le voci dei ragni, dei ragni dai rumoristi, e ci teneva, perché giustamente era un'idea che ci aveva avuto e facevano anche un po' schifo, quindi erano molto. Esatto. Lui decise di dire: guarda Fabio, mettiamo la musica un po' sull'inizio, poi lasciamo questa cosa dei ragni e poi sul finale chiudiamo la scena. Però onestamente, adesso ragazzi, guardiamoci negli occhi, una scena che ha una tendenzialità drammatica da un alto ad un altissimo, ma insomma noi che abbiamo la forza, l'arma di poterci mettere la musica, è un peccato. Questa volta ho parlato a lungo con Lucio, nel senso nei miei soliloqui, come dire, però nel quale io so il suo pensiero, tant'è che dico sempre: mi fa, ma che cacchio hai fatto sto film, la musica lo metterebbe subito, però sarebbe contento dopo averlo visto sicuramente. E allora ho deciso di fare quindi ho creato il tema che c'era, con un'evoluzione particolare, con 2 soli, c'è un solo di sintetizzatore all'inizio, c'è il solo finale di chitarra che grida l'ultima nota, mentre andiamo sulla scena successiva sempre in New Orleans, davanti alla casa della nostra amica ceca, e quindi mi sono tolto la soddisfazione di togliere i rumoristi. Ti sei tolto no, la soddisfazione? No, i rumoristi l'hai tenuti. Una cosa importante che voi capite, non so quanta gente la capisca. Io ho avuto la fortuna che quando ho deciso di fare Beyond Compose Scat, Bob Muraski, che sapete chi è un grande imprenditore e grande montatore, premio Oscar americano, col quale siamo amici, mi ha detto: io ho la copia, se vuoi, senza musica. E questo era per me il regalo di matrimonio proprio. Infatti nel libro lo dici poi, tra l'altro, lui mi ha mandato questa cosa e io ho potuto fare le musiche sapendo, perché mi ha mandato anche la traccia musica, a parte che sentivo dove l'avevamo messa,
e poter riconsiderare tutto ex novo. Quindi grazie a Bob noi facciamo musica sul film col dialogo e gli effetti originali senza la musica originale, e questo è veramente una cosa. Tra l'altro tu sei il secondo compositore al mondo italiano, ma anche internazionale ovviamente, da un punto di vista conoscitivo, che ha fatto questa cosa qua. L'altro compositore che l'ha fatto è Alan Silvestri su Ritorno al futuro. Basta. Io adoro. Ritorno al futuro, tutta la prima parte del film, fino a quando non c'è la scena in cui Doc fa scoprire, apre il camion e esce la DeLorean, fino a lì non c'è musica originale di Alan Silvestri. Quando io ho visto il film in cineconcerto, Silvestri si è trovato a dover mettere della musica, perché ha detto, caspita, non posso tenere un'orchestra di 100 elementi ferma per 35 minuti, che li pago a coppia. Ma pensa che roba, mi racconti una cosa che non sapevo, bella. Tra l'altro, detto fra noi, io nella mia top 5 di compositori che amo c'è proprio lui, cioè lui secondo me è un genio assoluto e ha una musica che mi piace tantissimo, proprio lo apprezzo e lo ammiro. Senti, ma adesso mi impongo, scusate, grande Marco, dai, 1, sono romano, 2, cioè non potete saltare Febbre da cavallo, no, non esiste proprio, ecco, quindi per favore, secondo te no, perché vi vedo che lì tergiversate sull'horror, ma andiamo sulle cose. Ma perché Testoni ha un animo sensibile, te li fai vedere un horror di Lucio Fulci, anche un horror qualsiasi moderno, no. Lui sta in coma per 3-4 giorni. Io lo dico con chiarezza, io sento solo le musiche dei film horror, ma non dei film horror. Ho risolto il problema, io ho risolto il problema alla radice. Te le vivi attraverso di noi, diciamo. Esattamente, per me esistono solo i compositori. Se no fa come faceva Morricone, che in proiezione dei film di Dario Argento dormiva. Quindi esatto. Allora, vabbè, dai, vai Marco, dimmi che... dai, no, ma qui io dove casco bene, per cui allora, cioè, abbiamo già parlato con Vince Tempera di questo, quindi tutte e due avete raccontato da dove è nata l'idea di quel suono gutturale, cioè dai coristi, da un corista, no, se non sbaglio. Di Vince, che poi lui non mi ha mai detto come si chiamava e mi dispiace, anzi, se ve l'ha detto a voi ditemelo, perché... neanche lui. Ricordo che fosse uno che era lì, uno dei turnisti, quindi non si ricordava neanche lui il nome. Esatto, allora a Milano, come sapete, c'è una grande popolazione di musicisti pazzeschi. A Milano hanno fatto tutta la discografia italiana, perché si faceva il 90% a Milano, ma poi io sono nordico, sono nato a Bologna e un pochino mi piace, come dire, ricordare determinate efficienze, no? Ragazzi, poi nel sud c'è la creatività pura, eccetera, però il nord ha anche i suoi piccoli grandi vantaggi. E sul nord, cito un'amica che tra l'altro su Facebook è una cara amica con la quale ogni tanto parliamo, che è Lalla Francia, che è milanese, diciamo però di adozione, è siciliana, ma ha sempre vissuto a Milano, e Lalla è un numero uno assoluto, come Edda Dell'Orso, voglio dire, ci sono queste figure e Milano è piena. Quindi probabilmente è successo questo. Noi avevamo un coro abbastanza nutrito, io me lo ricordo ovviamente vagamente, mi ricordo dove eravamo al Cap Studio, e vennero queste, che presumo fossero 3 o 4 uomini e 3 o 4 donne. Probabilmente il ragazzo che ebbe questa intuizione felice mentre facevamo pausa, al caffè disse al caffè, è così, al caffè questo aveva sentito la ritmica, tra l'altro anche lì musicisti mostruosi che facevano, che poi nulla succede a caso, ragazzi, perché Febbre da Cavallo, il tema alla fine è un tema semplice, però è trascinante. Marco Pellagani al trombone, cioè voglio dire, gente fortissima. E che lui però se stava prendendo il caffè, Tempera l'ha catturato, si è accorto di questo, cioè faceva la ritmica un po' come facevano certi ragazzi, no? Anche quelle cose così. Beatbox, bravo. Siamo tornati dentro e Vince, che ripeto, Vince è un animale a livello musicale, uno che c'ha proprio la capacità di raccogliere, è un'antenna, cioè è veramente un'antenna. E lui mi disse, ragazzi, proviamo a fare questa cosa qua. La provammo e funzionava, c'era il produttore, tra l'altro con noi c'era Picchio Infascelli, e da lì abbiamo capito che insomma il pezzo era figo e funzionava. Vi dico una cosa,
che lo sapete perché l'ho detto tante volte, però è sempre bello ricordarlo. Gigi, che ahimè anche lui ha deciso di prendere il treno qualche mese fa, Gigi Proietti che era un altro genio assoluto, io proprio l'ho adorato sia come spettatore, ma anche mi sono sempre sentito un privilegiato per essere comunque il suo amico, uno che lo conosceva molto bene. Ogni santa volta che da quel tempo là, poi il film andò male, poi cominciò a recuperare, televisivamente parlando è diventato un culto assoluto, ma Gigi dall'inizio, quando ci vedevamo, lui per strada, la Fono Roma, lui stava doppiando, mi vedeva lontano, ma partiva ogni santa volta. E poi sai, adesso che era diventato grande lo chiamano tutti maestro, però non ne fregava un cacchio, cioè lui quando mi vedeva doveva partiva lo stacchetto, lo stacco ridevamo insieme. E la reunion di cui tu so che vuoi parlare è nata da lui sostanzialmente. Infatti, dalla Mandragata. Senti, ma com'è stato invece di portare poi a teatro questo? Allora, la versione di Febbre teatrale, il musical. Complesso, lo dico io. Caro Massimo, ti voglio bene. Sappilo. Parli di bene, è troppo bello. Perché parli di una cosa alla quale io sono molto affezionato e che spero, spero, avrà una sua seconda. Come film? Io dicevo l'altro giorno, sono in stretto contatto col produttore Massimiliano Franco, che è un'altra persona come noi, una persona che ha gli occhi puliti e uno che ama il suo lavoro e che ha avuto anche qualche piccolo incidente di percorso negli ultimi anni, ma che rimane per me una persona che stimo e con la quale spero, al di là della professione e del guadagno, spero di rilavorarci perché è uno con cui si sta bene. Massimiliano ebbe quest'idea, c'era la supervisione di Brignano, che insomma diciamo non è stato, avremmo sperato forse ci fosse una complicità maggiore, ma vabbè, questo però mettiamolo via. Portare a teatro Febbre da Cavallo, che peraltro alcune piccole compagnie avevano già tentato di fare negli anni precedenti, ma non ero mai stato chiamato, e niente, loro mi hanno chiesto questa cosa qua e ci siamo resi conto che, ovviamente con 1000 limiti dati dal linguaggio diverso, una corsa di trotto fatta a teatro è diversa da quello che puoi fare al cinema, e quindi tante limitazioni tecniche. Però devo dire che la forza, noi siamo stati un mese al Sistina e l'altro giorno mi ricordava l'attuale socio di Massimiliano Franco che comunque in un mese l'incasso è stato mirabolante. Ovviamente doveva andare in tournée, poi ci sono stati problemi e non è più partita. Ma io credo che sia... cosa ho fatto? Ho conservato come stacco e come riferimento in quel disco lì, forse l'avrei ascoltato, ci sono alcuni agganci per cui il vecchio tema in qualche modo è una piccola presenza che ogni tanto si riassapora. C'è proprio lo stacchettino, eccolo qua. E tu guarda lì che roba, che meraviglia, ragazzi. Io mi emoziono, sappiate che mi emoziono. Poi Fabio gli voglio un bene dell'anima, quella a prescindere il fatto che vabbè. Vi voglio dire, chiudo questa cosa dicendo che è stata ecco, io invito i nostri spettatori, guarda che bella, che esperienza bella, è proprio bella. Io invito i nostri spettatori, se hanno piacere, non so se sia ancora in giro, ma penso che Beat ce l'abbia ancora in vendita, a prendersi questo CD, perché ci sono molte cose che, rivissute qualche decina di anni dopo l'originale, hanno avuto una forza importante. Cito un personaggio che è Maurizio Mattioli. Mattioli, che sembra uno degli attori originali perché ha quella... capito? A quel calore, quel sapore, no? Da romano lì. Esatto, che era un po' decarotenuto, cioè lui fa carotenuto di allora, però lo fa bene perché è credibile, come direbbe Elio di Elio e le storie tese, ha una credibilità forte. E per lui ho scritto un pezzo quando lui decide il suo cavallino purtroppo perde la corsa e lui decide di suicidarsi e di buttarsi nel Tevere. E io per esempio in quel caso ho scritto un pezzo che si chiama M'ammazzo, che lui ha cantato in un modo bellissimo e mi ha fatto un po' alla Califano, per farvi capire, e insomma sono stati momenti che anche adesso un pochino di pellina d'oca. Bene, bellissimo. Leggendo il libro di Fabio mi sono trovato di fronte a questi nomi, forse a Massimo molti li conosce, molti no, però vedi, Donato Salone, ortofonico,
Titania, Solista. Safa Palatino, Tony Ah, Esposito, Maurizio Giammarco, Luciano Torani, Massimo Luca, Guido e Maurizio De Angelis, Rosa Balistreri, Julius Farmer, Ella De Bandini. Allora, sono nomi che a me personalmente, molti di loro li ho conosciuti, altri purtroppo no, luoghi anche, cioè che a me richiamano un mondo che, ecco, io ho avuto la possibilità di vedere, diciamo, la parte finale, però perlomeno in quella parte finale lì ci sono stato. Certo. Fabio invece proprio ci stava dentro, così, come si vuol dire, con tutte le scarpe. La domanda che ti faccio è: cosa è rimasto di quel mondo lì? Perché di questi tempi si fa fatica a trovare qualche cosa che è rimasto di quel mondo lì. Non dico in te o in me, ma proprio nella musica che gira, nel cinema che gira. Cosa è rimasto come lezione? Ecco. Guarda, io ti posso dire una cosa, è una domanda bellissima, della quale Marco ti ringrazio, perché hai fatto, devo dirti, mentre leggevi questa lista che non conteneva appunto nomi come Thomas, di cui parlo, Thomas Millian, di cui parlo, o altri, ma che contiene proprio la musica come io l'ho amata e come ho avuto la grande fortuna di poterla attraversare. Io ti posso dire una cosa, credo che grazie a questi racconti che facciamo, non bisogna pensare a domattina. Domattina Donato Salone, i giovani di oggi non sanno chi sia e non lo sapranno mai. Ma forse fra 200-300 anni, quando si andranno a riscoprire, come facciamo adesso noi, di alcune cose di prima. Cioè quando Bach, quando viveva, aveva sicuramente il suo primo violino, c'aveva quello che gli sistemava le seggiole, poi attenzione, sta arrivando il principe, dobbiamo cioè la musica, la vita, il teatro sono sempre stati uguali e noi abbiamo avuto la fortuna, mi fa piacere che tu sappia di cosa stavamo parlando, e noi abbiamo avuto la fortuna di attraversare una fetta molto, molto ricca, molto, molto importante. Sono convinto che si riscopriranno e chi si ricorderà. Guarda, c'è una cosa brutta ma che sta finendo. Chi è morto prima dell'inizio della rete è come se non esistesse, no? Mio papà, per esempio, che è morto nell'83, ieri l'altro purtroppo, l'83 è troppo presto per essere celebrato oggi, ma lo stanno riscoprendo e hanno cominciato a richiedere, ma lui ha prodotto questo, ha distribuito, e pian piano certe figure si ricompongono come se fosse un carboncino che pian pianino riprende forma, no? e la faccia la vede. Quindi io ti ringrazio perché hai proprio, come dire, tirato fuori il succo profondo di quelle cose. Parliamo di uno di questi per dire l'importanza. Rimarranno nella storia, nell'esperienza, nei racconti che si lasciano ai figli, ai nipoti, eccetera, eccetera, e qualcuno poi avrà il gusto e la tigna di andare a saperne di più. Donato Salone è uno signore che tu hai conosciuto. Donato Salone è una istituzione assoluta per la musica di Roma ed è stato, già io sono arrivato tardi perché era già grande quando lo conosco, però era ancora in piena attività. Allora, noi oggi abbiamo questo oggetto, ne parliamo spesso, anche se ci mette in contatto, ma ce l'abbiamo davanti ognuno di noi, che è il computer, che ci ha tolto tante rogne, ci ha tolto anche qualche piccolo fascino. Chi scrive musica, normalmente chi ha scritto musica nel tempo la scrive su pezzi di carta. Uno qua, che sto facendo, guarda. Questi erano un po', no? I pezzi di carta. Poi c'erano quelli da partitura che erano ancora più grandi. Quando scrivevi la partitura, ovviamente il primo violino, il secondo violino, lo dico Marco per chi evidentemente non dovevano avere. Tu scrivevi praticamente il primo violino suona questo, il secondo suona questo, il clarinetto suona questo, il pianoforte suona questo, e alla fine avevi il gioco d'insieme del brano. Come fai a dare la parte a ognuno? Qualcuno tagliava, facevano le striscelline, ma la cosa migliore è avere un signore in carne ed ossa che prendeva il brano, passava la notte sui fogli di carta e faceva primo violino, secondo violino, e la mattina si presentava in studio con una cartellona sotto braccio con tutte le parti dei singoli strumenti. Famoso copista. Il copista. Donato Salone era il copista a Roma, diciamo uno dei più celebrati. Il copista aveva dei collaboratori, perché a volte se gli portavi 10 pezzi da solo non l'avrebbe potuto, quindi
c'era Nino Dei, che è un altro che non so se hai conosciuto, era un altro, era una persona, anche lui un altro matto, cioè proprio le giornate. E tu, quando c'era una complicità forte, perché meno sbagliava nel copiare, più ti sbrigavi tu a suonare, perché qualche errore c'era per forza, è inevitabile. Oggi il computer fa sì che tu possa registrare con l'orchestra anche 30 pezzi al giorno, perché non possono sbagliare, le note sono quelle, quindi suonate e il pezzo verrà. Allora c'era la prima parte, era la verifica, e Donato è stato un portafortuna che mi sono portato dietro fino a quando con sua moglie si chiamava Ultima, vabbè, insomma, storie dell'Italia. Storie dell'Italia. Tra l'altro io l'ho conosciuto, ma ormai era ultra novantenne, Wow. e mi disse che se io ti racconto e tu pubblichi tutto quello che io ti posso raccontare sulla musica applicata alle immagini, ti querelano a vita. Quindi va bene, perfetto. Perché lui è stato dietro alla maggior parte delle colonne sonore, voglio dire. Ma adesso è stato sostituito dal signor Finale o Sibelius. Ma non Sibelius quello vero. No, esatto. Lo so. Senti, Fabio, poi prima di arrivare alla domanda conclusiva con la nostra classica, che anche per la radio, poco fa parlando con Marco, prima di intervistarti, abbiamo fatto questa piccola annotazione che il tuo libro, oltre al fattore biografico, quindi la storia della tua vita, io lo considero, come pochi altri libri che riguardano il compositore di musica applicata alle immagini, un libro che deve essere adottato dai conservatori o anche comunque delle accademie dove si studia e si vuole diventare compositore per immagini, perché secondo me col fattore, poi ti diventerà meglio Marco, dei 10 comandamenti è secondo me è proprio divulgativo e fa capire veramente come si diventa e che cosa c'è, tutto il lavorio, tutto lo stress e tutta anche poi la gavetta, l'esperienza che oggi molti cercano di bypassare totalmente. Devo dirti una cosa innanzitutto, Massimo, che quei 10 comandamenti, e Marco forse se lo ricorda, sono nati in occasione di una cosa che facemmo insieme per aiutare Franco Bixio a portare avanti un'accademia che stava nascendo. Ognuno di noi aveva dei compiti di raccontare delle cose e io dissi: cosa c'è di meglio, sempre a modo mio, ne conoscete bene tutti e due, cioè senza mettermi in cattedra, per carità, però per dire 4 consigli che ti possono fare, a te giovane, ti possono fare ragionare, ti possono far riflettere, ed erano carini perché devo dire che c'è tutto lì dentro, non c'è niente ma c'è tutto, come avrebbe detto Mascetti insomma, l'avrebbe detto così, cioè, pare che ci sia tutto e non c'è niente, però in realtà c'è un po' tutto, nel senso che partire col piede giusto in qualsiasi professione credo che sia fondamentale. Se tu vuoi attaccare un chiodo e non hai le cose giuste, fai una fatica enorme. Se hai tutto per il trapano, eccetera, in 3 minuti hai fatto un lavoro pulito, pulisci per terra e la casa è come era prima. E quindi sono contento che ti sia piaciuto. È un'idea, vi devo dire che è un po' l'idea, lo sviluppo di quell'idea lì è una cosa che ho in mente e mi piacerebbe farlo diventare un po' una monografia un po' diversa, dando un po' più anche di esempi e di cose. Però mi fa piacere che tu l'abbia colta in questo modo. No, peraltro io voglio aggiungere che di questi 10 comandamenti, di cui non ne nomineremo neanche uno, anzi uno sì, uno perché ci tengo, che è l'ultimo, ci tengo l'ultimo. Allora, sono consigli fantastici a chi vuole approcciarsi a questo lavoro, non solo del compositore, in generale secondo me anche del musicista, soprattutto il compositore che si può avvicinare al mondo della musica applicata, perché è fondamentale, ma secondo me è il 10° comandamento quello che più secondo me rappresenta quest'uomo qui, la passione, la voglia di divertirsi, e in qualche modo ne abbiamo parlato prima. Leggo solo un periodo. Il 10° comandamento è: dal primo lavoro in poi consideratevi dei fortunati. C'è tutto qui. Leggo un periodo che è questo: ho sempre pensato che sia bellissimo trovare la propria strada, vivere il quotidiano impegno lavorativo come un regalo, sapere che una passione, un'attività per la quale siamo portati finisce per coincidere con l'impegno che ci permette di guadagnare e vivere.
Chi ama il proprio lavoro, qualsiasi esso sia, riesce a coniugarlo nel modo migliore con tutto il resto, gli affetti, le amicizie ed altre passioni che conservano il loro ruolo di momenti di evasione. Secondo me qui c'è tanta roba proprio. Okay. E io vorrei ringraziare Fabio perché veramente è una bella lezione questa, una bella lezione per i colleghi compositori, una bella per chi si avvicina a questo mondo e soprattutto di come filosofia di vita. Cioè io vedo tanti ragazzi adesso che quando pensano al lavoro lo pensano come una fatica, come un qualche cosa che ti deve servire a campare. Il lavoro è molto di più, molto di più. Quindi grazie Fabio di questa perla. Grazie a te. No, devo dirti, mi hai emozionato leggendo questa cosa perché è la prima volta che qualcuno mi legge un pezzo e vi devo dire una piccola cosa, che quando ho cominciato a scrivere, io ho sempre scritto, però diciamo che l'ho sempre tenuto come hobby, la sceneggiatura, ho scritto. Chiaramente l'editore, quando ho cominciato, ha detto: ma lo scrivi tu, vuoi una mano, eccetera. Ho detto: no, guarda, l'ho scritto completamente da solo e con un'inquietudine pazzesca, perché poi esprimersi su concetti di questo tipo, anche raccontare personaggi, anche i fatti forse meno, ne parlavamo, forse non ne abbiamo parlato apposta e mi sembra giusto, le cose più sgradevoli che possono succedere anche nella vita di lavoro. Ma mi sembrava bello, se fosse stato possibile, che fosse veramente farina del mio sacco, che venisse da dentro e che, come adesso hai appena letto tu, insomma, che colpissero qualcuno in maniera diretta. Ho avuto ovviamente della gente che mi ha fatto da sparring partner, perché gli articoli, c'è una persona di Reggio Emilia che si chiama Francesca Codeluppi, che è citata nei ringraziamenti, che è stata la mia coach, nel senso: Fabio, qui hai scritto delle cavolate, riguardalo sto capitolo, eccetera. Però diciamo quello che c'è lì sopra è il mio pensiero. Fabio Frizzi. Esatto. Peraltro mettersi a nudo non è mai una cosa facilissima, no. Cioè una cosa che vai lì a rimestare dentro insomma. Senti, la domanda con cui noi finiamo sempre è questa. Allora, noi siamo legati anche a un programma che è Classic Rock di Renato Marengo, un programma radiofonico, e il nostro giochino è sempre questo. Mi dici una canzone, una movie song non tua, non scritta da te, che ti è rimasta particolarmente nel cuore. Mi sta venendo uno dei pezzi che ho amato di più e ho anche un po' emulato, che era il tema dei titoli di Blade Runner di Vangelis, che insomma aspetta, il tema d'amore, quello col saxo, il tema io lo amo tutto, come il maiale, non si butta niente. E lì il tema del sax, vabbè, lasciamo stare. Senti, allora no, questo è uno scherzo. Noi stiamo preparando uno speciale su Blade Runner. No. Ti possiamo chiamare? Ma con grande... E ci esegui il tema dal vivo. No. Allora, no, canzoni... Posso andare sul banale? Guarda, ve ne dico due. Sono due cose che mi sono venute in mente così, al volo. Poi sicuramente me ne verrebbero di più belle e di più logiche. Mi è venuto in mente un pezzo scritto da un compositore italiano ma americano, che si chiamava Harry Mancini, o meglio Enrico Mancini probabilmente, che è Moon River. Eccolo là, gettonatissimo da tutti. Che secondo me rimane. E poi mi veniva in mente una cosa divertente, dedicata a due amici che sono anche amici vostri, che si chiamano, uno Guido e l'altro si chiama Maurizio, perché secondo me nel film il film è anche un'evasione, anche un divertimento. A me piacciono i film che mi fanno tenere, cioè i thriller, però ogni tanto una commedia, una cosa carina, perché no? Sono stanco, dai, divertiamoci. E di un Buggy è stato altrimenti ce l'abbiamo, meraviglioso, dai. Però no. E quindi mi sembra giusto omaggiare Guido e Maurizio De Angelis, che hanno scritto tanta bella musica, soprattutto tantissime belle canzoni, e Guido un Buggy insomma è un pezzo al quale sono affezionato. Guarda, con me sfondi porte aperte, quindi proprio siamo andati molto mano nella mano. Tra l'altro devo dire, sono fra i primi compositori che ho conosciuto, perché Maurizio a un certo punto mi raccontò, eravamo all'Ortofonic a registrare, loro di là, io di qua, erano due studi, e ci conoscemmo con Maurizio.
chitarrista tra l'altro come me, poi suona tutto pure lui, però insomma, e mi raccontò una cosa, una chicca bellissima, mi disse che con la sua 12 corde, a proposito, lui mi disse che con la Shenandoah che aveva in mano, gli dissi, Madonna che bella Mauri, eccezionale, aveva suonato un brano che io avevo amato tantissimo, La bambola di Patti Bravo, perché lui era un turnista all'inizio. Sì. La bambola di Bruno Zambrini, se non vado errato. Esattamente. Vedi come tutto tira, perché poi Fantozzi... Vedi. Fantarei, dicevano alcuni anni fa. O come si suol dire, il mondo è uno sgabuzzino poi alla fine. Bravo. Va bene. Grazie Fabio, sei stato straordinario. Grazie, come grazie a voi. No, è stato veramente un bellissima chiacchierata dove, devo dire, sono venute fuori, sì, raccontini e cose, però anche, credo, da parte vostra, grande verità, e questo mi piace molto, che passi qualcosa di saporito a chi ci ascolta. Sempre grazie a chi ci sta di fronte poi, perché comprate questo libro che non ve ne pentirete, comprate. Non abbiamo detto le edizioni, vogliamo dire il nome delle edizioni. Di Grafofil, giusto? Grafofil, esattamente, e con una bellissima introduzione del mio amico Vincenzo Mollica, che mi ha fatto questo regalone. Lui è una persona adorabile. Quando gli ho raccontato mi ha detto assolutamente sì, e quindi insomma, siamo in compagnia anche lì. Va bene. Bene. Ciao Fabio, grazie. Grazie a voi. Ciao. E alla prossima. Alla prossima.